10 anni sono passati da quella maledetta sera. 10 anni, ma il dolore brucia ora come allora, chiamava Jole Tassitani. Aveva 40 anni Jole, un lavoro nello studio notarile del padre a Castelfranco, quando venne sequestrata e poi uccisa con un'efferatezza che anche gli inquirenti stentavano a credere. Il suo corpo, fatto a pezzi e nascosto in dei sacchi, venne trovato 12 giorni dopo, la vigilia di Natale, a Bassano del Grappa, nel magazzino di Michele Fusaro. Grazie al rito abbreviato, il falegname è stato condannato a 30 anni di reclusione. Ora è rinchiuso nel carcere di Padova, dove si è dedicato alla preghiera e allo studio. Ha conseguito il diploma di ragioniere e si è iscritto all'università. Una nuova vita che potrebbe permettergli di ottenere nuovi permessi e portarlo fuori dal carcere tra pochi anni. Ne è convinto il legale della famiglia, Roberto Quintavalle. Per buona condotta, e in carcere non ho capito come si faccia a non avere buona condotta, la pena si riduce ancora della metà, e sono 15 anni. Più ogni anno di carcere c'è uno sconto automatico di non so se 2 mesi, 2 mesi e mezzo, quant'è. E poi c'è anche così una messa in prova, si manda fuori, non lo so, gli arresti domiciliari provvisoriamente, ma esce presto. Un'ipotesi che aggiunge dolore al dolore, inaccettabile per una famiglia che si è battuta per avere giustizia, che ha raccolto firme per l'abolizione del rito abbreviato nei casi di delitti efferati, un appello rimasto fino ad ora inascoltato, sul quale grava l'ulteriore ombra che non si sia chiarito fino in fondo quanto accaduto alla povera Jole. Non si è voluto, io credo forse per una forma, mi passi il termine, di pigrizia giudiziaria, indagare, malgrado io l'abbia richiesto continuamente, sulla presenza di complici, per esempio, sulle aggravanti. E non è successo l'omicidio e il rapimento così come ricostruito. Ci sono dei particolari che non sto qui a narrare naturalmente, che dimostrano che la cosa è stata premeditata e non da solo.